Il problema è che appunto i giornali davano come titolo una riduzione della quarantena, sembrava per tutti, in verità sembra che riguardi solo la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, secondo quanto è scritto. Le nuove norme per la scuola stanno creando ancora più confusione. Il decreto legge, pubblicato venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale, infatti, presenta delle novità. Resta però la sorveglianza alla scuola primaria con un positivo in classe, ma se i positivi sono 2, tutti vanno in DAD per 10 giorni. Attualmente sul decreto legge è specificato proprio che per la primaria rimane questo tipo di quarantena. Speriamo che magari adeguino le norme anche per i vaccinati della scuola primaria. Ecco, siamo in attesa di adeguamenti. Cambiano le regole per le scuole medie dove invece, con 2 casi positivi in classe, i ragazzi in possesso di Green Pass rafforzato potranno tornare sui banchi senza il tampone. Per le scuole medie inferiori e superiori la quarantena dovrebbe ridursi sempre per i vaccinati e quindi dai 10 dovrebbe passare ai 5 giorni se hanno concluso il ciclo vaccinale. E rimane comunque la sorveglianza attiva con la mascherina FFP2. Tutto questo però è in attesa dei decreti attuativi e potrebbe subire modifiche anche sostanziali. Resta comunque un quadro di confusione per gli istituti coinvolti che vedono le regole cambiare repentinamente.